Esodio casalingo per la FMCZ Rugby Rovigo Delta in questa seconda giornata di eccellenza dopo la vittoria nel derby d'Italia di sabato scorso. Bersagliotto, sei circondato. Tanto parte Mantelli in mezzo ai pali. Bandierine su 3-0. Mette una buona opposizione alla Lazio, ma noi siamo più efficaci a questo punto di vista. Marco Fratti muove la abbiamo Luvale, ancora molto una probabilmente volta potrebbe attaccare anche lui superiorità. al Eccola largo. Francesco Menona va a segnare la prima meta di giornata, bissando quella di sabato scorso contro il Petrarca Padova. Più semplice e più agevole. Parte Mantelli dalla piazzola, sentiamo l'Acquaglio. Dice di no. C'è la concentrazione dell'apertura della Lazio. Prende la rincorsa, impatta, lo vale. Out. C'è già un vantaggio per Rovigo. E avanziamo con i nostri primi 8 uomini in maniera molto efficace. Stiamo andando oltre, e siamo oltre la linea di meta. Roscini, cosa dici? Meta per la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Edo Lubian. Parte Mantelli al piede. A fondo drive. Mentre là davanti è buono l'abbrivio, è buono, molto bene, in questo momento. molto bene anche la gestione di Marco Fratti. Perry si è caricato il compagno sul groppone, cerchiamo di restare in campo molto bene. Con Balboni penso abbia Lovale in mano in questo momento. Adesso lo giochiamo con Marco Fratti che prova lui e c'è la meta di Marco Fratti. Giusto. Leonardo Mantelli, intanto Rovigo allarga la forbice, questa volta c'è, bravo Leonardo, la mette dentro. L'errore, che poi non è un errore, il problema che abbiamo avuto prima. Sì, eccolo qua. Di Edo Lubian, ci prova lui il sostegno, c'è di Renzo Balboni. Molto bene Balboni che non ha pensato di avanzare ma di mantenere il possesso, perché poi come vedi sul largo i cavalloni rodicini vanno. Denis Mestorovic per Matteo Marana. E questo è il Rovigo che ci piace, questo è il Rovigo che ci piace, quello che osa e ha sempre reso ogni volta che è stato chiamato in causa, quindi questo vuol dire essere delle grandi persone. Rovigo ha dimostrato che come al solito quando accelera fa danni, quindi è fondamentale. Attenzione qui, siamo di più al largo. Alto. Denis Mestorovic muove le gambe, sostegno di Giovannicher che se ne va giù, incrocia Francesco Menon, ma lui vuole assolutamente gioire di questa sua prima presenza da capitano e deposita l'ovale in mezzo ai pali. Le due finali del primo tempo e questa qua ci stanno facendo capire. Mantelli la mette in mezzo ai pali. La palla è finita ai mani del penultimo. Intanto la Lazio avanza fino alla meta. Attività della Marina Militare, che tu sappia, stanno costruendo una squadra di rugby o è solo promozione dell'arma? Scelto. Proviamo col drive a andare. Il drive va, sì. il drive va. Stiamo andando, siamo oltre e c'è la meta. Credo che non siano proprio paragonabili entrambe le cose, stiamo parlando praticamente, tu parli di come velocità di gioco. Sì. Fuori gioco. Mantelli, prova lui, trova un intervallo, buono lo scarico per Giovannicher. Denis Mestorovic, il sostegno esterno di Stefan Basson, c'è anche quello di Enrico Lucchin, Stefan Basson finta, va a alimentare Peter Pavanello che se ne va Peter, che bella azione! In mezzo ai pali. Calcia Leonardo Mantelli in mezzo ai pali. Credo che Mantelli si sia infortunato. Sì. E va in meta in questo momento la Lazio su una situazione di gioco abbastanza confusionaria, sì. C'è la trasformazione di Calandro, per cui finisce il match con la meta di Romagnoli